Salve ragazzi, qui Edward Van Helgen, sono qui oggi per commentare una nuova partita avvenuta tra me e un nemico chiamato Step Daddy nel villaggio di Kenura. Praticamente questa battaglia è una battaglia davvero importante perché segna un'importante vittoria che ho colto in questo accampamento. Come possiamo vedere ci sono diverse case, quindi è definito appunto un villaggio. Intanto il mio esercito è composto da monaci guerrieri con arco e un'unità di samurai Daikyu, un'unità di fanteria samurai e un'altra unità di monaci guerrieri con arco, seguita dai samurai antiproiettile e gli ausiliari con naginata. Invece, riguardante le truppe con spada, possiamo vedere 4 unità di samurai con katana e il generale ovviamente. Il mio nemico invece ha un esercito che si basa più sulla cavalleria, poiché come possiamo vedere possiede una, due, tre, sei unità di cavalleria, anzi sette, compreso il generale, dove ci sono svariate tipologie di cavalieri, come i moschettieri a cavallo, la cavalleria di fuoco, gli arcieri a cavallo, la cavalleria con katana e l'eroe samurai a cavallo. E invece poi, riguardante le truppe terrestri, ha solo un eroe con arco e dei samurai Daikyu e l'eroe monaco guerriero Tetsubo. Come possiamo vedere sul fronte sinistro ha anche la naginata a cavallo, quindi un esercito basato maggiormente sulla cavalleria. In questo momento vediamo la mia cavalleria che si scontra, ovvero la grande guardia, anzi scusate, la cavalleria naginata a cavallo era la mia, non mi sono accorto perché gli stendardi sono simili e questa partita non ricordavo di averla fatta. Comunque la mia grande guardia si scontra con la cavalleria con katana nemica e subisce diverse perdite, infatti è costretta a ritirarsi su questo rialzamento del terreno, mentre è bersagliata dagli arcieri a cavallo e inseguita dal generale, se non sbaglio, sì, e la cavalleria con katana, e quindi si ritira verso il mio esercito in aiuto dei lancieri. Così intanto il mio generale avanza e si ritrova al cospetto di questo, come possiamo vedere, e non ricordo cosa sia, comunque è un elemento che aumenta ed ecco, aumenta l'armatura e la difesa di tutte le unità corpo a corpo, quindi è una bottega, ovvero come possiamo dire, un bonus casuale che chiunque può conquistare all'interno della mappa e che aumenta di 1 l'armatura di tutte le unità. Intanto il nemico si apposta sul frontone destro con tutta la cavalleria, mentre la mia grande guardia è riuscita a sopravvivere allo scontro, perdendo solo 20 cavalieri, riesce a rifugiarsi dietro le retrovie. Intanto la fanteria samurai si ritrova bersagliata dagli arcieri nemici mentre si scambiano i colpi con gli arcieri nemici, che si ritrovano in parità in questo momento, ma davvero gli arcieri nemici sono davvero più di me, quindi si ritrovano in difficoltà. Nonostante ciò cerco di conquistare questa bottega, che è un elemento davvero importante per lo scontro, quindi nel corpo a corpo. Intanto cerco di sistemare anche l'esercito per prepararlo allo scontro. E intanto i miei samurai antiproiettile cercano di avanzare poiché possiedono una notevole armatura, quindi le frecce non li spaventano. E avviene lo scontro anche con i miei monaci guerrieri con arco che si preparano a scoccare le loro frecce contro gli arcieri a cavallo nemici. Ed ecco, possiamo vedere che l'eroina Onnabushi, una nuova unità, che è dotata di frecce sia di lancia, quindi è utile sia nel corpo a corpo che nella schermaglia, si ritrova a fronteggiare gli ausiliari con Naginata e quindi probabilmente perderà diverse unità, infatti si ritrova in grande svantaggio, infatti il morale comincia anche a vacillare. Come possiamo vedere manda i miei arcieri a cavallo contro la grande guardia, un grande errore che costringe gli arcieri a cavallo a fuggire, infatti il morale diventa rosso, e altre unità di arcieri a cavallo vengono colpite dai samurai antiproiettile, probabilmente li ha perse d'occhio,
e i miei ausiliari con Akinata vengono indeboliti dalle frecce fischianti che diminuiscono l'attacco corpo a corpo, la precisione e anche la velocità di ricarica, ma si scontrano contro gli arcieri a cavallo che infatti vacillano, il loro morale inizia a risentirne, quindi si devono ovviamente ritirare verso il retro dell'esercito. Come possiamo vedere, le eroine sono bersagliate dai miei arcieri che costantemente scoccano frecce a una velocità davvero notevole. E mentre ritroviamo le truppe, ovvero il generale e un'altra unità di cavalleria con katana sul frontone destro ad attendere, mentre su questo frontone possiamo vedere le mie unità, anzi no, le unità del nemico, gli arcieri del nemico che si avvicinano, e io assolutamente invio i miei samurai con katana, denominati corazzieri, contro gli eroi con arco che non hanno molte possibilità di vittoria. E intanto su questo frontone è avvenuto lo scontro tra le guardie del corpo dell'Avatar e la mia grande guardia. Intanto vengono anche circondate dal mio generale, mentre i samurai antiproiettile si dirigono verso gli arcieri a cavallo per tenerli lontano, ma successivamente ritornano indietro per fare a pezzi questa cavalleria con katana e le guardie del corpo dell'Avatar. Successivamente si ritrovano ormai in difficoltà e sono costrette a mollare la presa e quindi abbandonano il campo di battaglia. Intanto credo che sia avvenuto lo scontro tra i miei samurai, tra i miei eroi con arco, tra i eroi con arco del nemico, scusate, e infatti il loro morale ne risente e cercano la fuga. Intanto la cavalleria di fuoco, scusate, si scontra aspettate, con i miei samurai con katana, e infatti i miei samurai con katana ne risentono e infatti cercano di bloccare il nemico, poiché altrimenti me lo sarei ritrovato addosso a tutto l'esercito. E il monaco guerriero e i monaci guerrieri Tetsubo, che sono davvero impressionanti nel corpo a corpo. Intanto altre unità di samurai Taikyu vengono impaurite dal mio esercito, poiché non hanno nessuna speranza contro i samurai con katana e sono costretti alla fuga. I moschettieri a cavallo impauriscono le unità del nemico, poiché non fanno fuoco sulle proprie unità, ritrovandosi sul retro dell'esercito, e si ritrovano gli unici con il morale abbastanza alto da affrontare il mio esercito, e quindi avanzano verso il mio esercito e vengono bersagliati dai miei arcieri che scoccano frecce incessanti su di essi. Come possiamo vedere, gli arcieri a cavallo nemici rimangono su questo frontone in attesa non so di cosa, infatti vengono seguiti dal mio generale per mandarli alla fuga. Queste unità di samurai Daikyu continuano a resistere ai miei samurai con katana, ma a breve saranno costretti a fuggire. Eccoli, sono in rotta e davvero non so cosa stia facendo il nemico, perché ritira i moschettieri a cavallo su questo frontone nord, anzi cerca di attaccare il mio generale, che si ritrova in questa posizione, seguito da tutto il mio esercito, e inizia ad affrontarlo. Probabilmente ucciderà qualche uomo con le proprie armi. Questa unità infatti si avvicina ed ecco iniziano le prime, iniziano a scoccare le frecce ai miei arcieri e si ritrova a scappare quest'unità, poiché guardate le frecce che arrivano addosso, non riesce a fronteggiare il mio esercito. Eccoci qua, ho riportato un'altra notevole vittoria, anche se il nemico aveva scelto unità di cavalleria ben addestrate e maggiori di numero rispetto alle mie, che non avevo appunto unità di cavalleria. Qui è tutto, grazie per la visione, Edward Van Helgen, alla prossima.